Seppure sarà la Corte Costituzionale ad avere l'ultima parola sul terzo mandato per i governatori, esprimendosi sul caso De Luca in Campania e di riflesso sul caso Zaia in Veneto, le strade rimangono comunque due per il leghista Alessandro Manera, entrambe obbligate. Una conferma alla guida del centrodestra del governatore più amato d'Italia, oppure un nuovo candidato comunque espresso dal partito di Matteo Salvini. Al ring la risposta a distanza agli alleati di Fratelli d'Italia e al loro presidente Claudio Borgia. Se c'è un terzo mandato del governatore, tutte queste questioni sono chiuse qui. A me sembra che tanti discorsi li si fanno per provocare una reazione dalla parte opposta. A me faceva sorridere perché sì, che facciano le loro scelte, poi ripeto, secondo me sarà un leghista. Io lo dico sinceramente e me lo auspico. Dopo questo non vuol dire che sono gli amici di Fratelli d'Italia sono degli scappati di casa, questo nessuno l'ha detto. Però neanche questa cosa di dire noi. Io mi auguro che il mio partito faccia la scelta di candidare un leghista, perché secondo me ci sono delle persone molto brave che possono farlo, e poi vedremo, ma ripeto, star lì già a dire nomi, posti e questo e l'altro. Dibattito fine a se stesso per il Dem Stefano Pelloni, quello sul terzo mandato. Non c'è la volontà popolare che tenga, uno può essere amatissimo, prende, va a casa, arrivederci, grazie, troverà altro da fare. Tenere la politica di una regione sotto scacco perché c'è questo dibattito sul terzo mandato, quarto mandato, mi sembra surreale. Come mi sembra surreale che appunto si passi del tempo a parlare di accuse di famelici, di essere impreparati, di queste beghe fra centrodestra, quando Lega, Fratelli d'Italia, quando è solo una questione di potere. Il nodo non sono i temi o i problemi dei cittadini, attacca Pelloni. Nel centrodestra, invece che di proposte o idee, si parla solo di poltrone. Dopo non stupiamoci se alle elezioni regionali non ci vada nessuno a votare, cioè nel senso, se uno deve andare a votare solo per contarsi, allora facciamo i sondaggi, risparmiamo e arrivederci e grazie. Zaia prende esempio da Stefano Bonaccini, rincara Pelloni, che dopo 10 anni da governatore si è rimesso in gioco venendo eletto al Parlamento europeo. Quanto a un'eventuale corsa come consiglieri, entrambi si sfilano. Io penso che il partito dovrà fare delle valutazioni. Sarebbe anche bravo insomma. Che non lo dice. No, sono No, io ho già detto, ho detto chiaramente che ho fatto le comunali, le europee, sono anche il primo dei non eletti. Io onestamente andare a chiedere il voto, e peraltro alle europee ero anche compatibile col vice sindaco, andare a chiedere i voti onestamente per andare in regione, anche no.